suona l'inno di Mameli ed apre ufficialmente a Villa Venier i campionati europei di Horseball, il grande evento continentale in corso negli impianti dell'Equestrian Center di Sommacampagna della famiglia Canteri. Alla cerimonia, che fra gli altri ha visto la partecipazione di Jim Copeland della Federazione Internazionale di Horseball, hanno fatto il loro ingresso tra gli applausi le squadre. 6 nazioni presenti, tra cui Francia, Belgio, Portogallo, Spagna, Italia e Gran Bretagna. Hanno dovuto affrontare ben 3 giorni di viaggio, si sono, per così dire, acclimatati al caldo e insomma al clima mediterraneo che ci aspetta in questi giorni. Siamo pronti, abbiamo avuto il vanto, il pregio che la Federazione Internazionale abbia fatto la scelta dell'Italia e in proprio appunto la scelta di Verona e insomma Campagna, il nostro bellissimo comune, il nostro bellissimo centro di cui siamo onorati appunto di mantenere la manifestazione. 1 anno e mezzo insomma che ci siamo messi nella mentalità di farli e farli bene, anche perché visto che era la prima volta che si faceva in Italia e soprattutto nel Veneto e soprattutto a Sommacampagna, mi sembrava giusto di fare una cosa meravigliosa insomma. È un onore avere sul territorio una struttura in grado di ospitare questo evento e che ha la capacità poi di portare un campionato europeo nel nostro comune. Ci piace ed è un onore aver messo a disposizione la nostra villa che rappresenta un po' quello che è il nostro territorio, che rappresenta l'Italia, che rappresenta il Veneto. Non solo un appuntamento sportivo prestigioso, anche una grande opportunità per il Veneto dal punto di vista turistico. Sappiamo ovviamente che il Veneto è una regione che per il turismo, ma anche per l'attività sportiva chiaramente eccelle e quindi questa è un'occasione, avendo come ospiti queste 6 nazioni, quindi con tutti questi atleti, di far vedere anche e fare conoscere anche la nostra terra. Questa grande manifestazione continentale marca ancora una volta che il Veneto è una fucina di campioni, ma anche un luogo dove si possono organizzare manifestazioni di altissimo livello come questa, a livello continentale, e questo dà lustro, se vogliamo, al nostro tessuto di società sportive. Ecco dunque che non è mancato il supporto delle aziende, sponsor del campionato Capitalia, Tenuta Schiavon e Stivaleria Parlanti. Perché è un settore in crescita ed è ancora poco seguito e noi stiamo cercando di farlo crescere insieme ai vari istruttori, alle varie squadre. In Italia l'Horseball sta continuando a crescere, raggiungendo risultati importanti e incoraggianti per il futuro della disciplina. Siamo riusciti quest'anno con dei giocatori veneti a partecipare al campionato italiano di Horseball, ottenendo tra l'altro un 4° posto, e abbiamo partecipato anche alle Poniadi con un gruppo di giovanissimi che si sono avvicinati a questo sport e che sono entusiasmi anche per il futuro, quindi è una bella prospettiva per il Veneto. In azione vedremo i team nelle 4 categorie, Under 16, Under 21, Ladies e Pro Elite, e anche una challenge dedicata ai giovanissimi Under 10. Abbiamo la fortuna che il campionato europeo offre il livello più alto della disciplina, ci sono i migliori giocatori al mondo che si sfideranno qui nei campi di Sommacampagna, quindi è davvero un bello show. Giocatrici e giocatori che promettono giornate di grande sport e spettacolo, che si concluderanno sabato 19 agosto con la disputa degli incontri finali e poi la cerimonia di premiazione. Un evento imperdibile per la prima volta in Italia, in Veneto. Cambia convinto, me la mette dentro!